Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta. Abel Tasman, marinero olandese, riservante a Nuova Zelanda, in l'anno 1642 e credeva in l'ipotesi dell'esistenza di un nuovo continente in che reion ancora in dei tempi dei Veneti antichi. Però la prima volta che si capita col popolo maori locale hanno si sta vista fuori roba buona. E si sta pacai dai nativi e 4 europei e si sta copai. Tasman è il chiama il posto di Murdener's Bay o la Baia degli Assassini e si sta torna a casa stimane da spo senza neanche mettergli i piedi sulla nuova terra, a benché il credesse d'aver da seno desquerto il gran continente meridionale, era evidentemente lontano dall'utopia commerciale che il aveva mai in ha. E non si mai tornà. A quel tempo l'Australia la era bel che conoscesta, ma hanno se credea mia che la fosse dal bon e il continente per desto. Un po' in tel 2017 un gruppo di geologi nega desquerto la Zelanda anche chiamata de Tasmantis, un sior continente de 4,9 milioni di chilometri quadrai. E cosita, nega salta fuori 8 continenti e l'ultimo che ancora sarà ciappato rento e le sbatte tutti i record. Qua fa il più piccenin, il più sottil e il più giovane del mondo. Il Brasil registra la più grande quantità di morti per Covid in un solo giorno. Il primo caso di Covid in Brasil è stato registrato il 26 febbraio 2020, un anno dopo. Il 3 marzo 2021 il Brasile ha registrato 1840 morti. Fin adesso, i morti di Covid in Brasil 259.402 persone. Il totale dei casi confermati della malattia arriva a 10.722.221. Sta la seconda onda. Il picco di morti al D in 2020 está nel mese di luglio. A novembre il si petazò a manco della metà e adesso è più alto che luglio 2020. La situazione in Brasile è critica, con manco spazio nelle unità di trattamento intensivo rento ospedali che la quantità totale di malai. In tanti stadi della federazione la classifica la è sotto il pavillon negro, che vuol dire che la capacità del sistema di salute la è bassa e il sparpagliamento del virus è alto. Un esempio è il stato del Rio Grande do Sul, che è sotto il pavillon negro questa settimana. Sotto il pavillon negro tutte le attività le tocca essere sarai su, dalle 10 della sera alle 5 della mattina. Le scuole e le università sarai, lezioni solamente attraverso solo internet e anche tutte le attività non essenziali le che tocca tenersi senza operazione. La raccomandazione è stare a casa e andare fuori solo per motivi di lavoro, servizi sanitari o altre importanti necessità. In questi casi il doppio della maschera è obbligatorio. Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta.